Francesco Piazza, il fascino dell'inedito, una bellissima mostra che abbiamo avuto il piacere di ospitare qui alla Stanza Rossa e che ci fa scoprire un Francesco Piazza nuovo, un Francesco Piazza giovanile, un Francesco Piazza alle prime armi, e oserei dire quasi con i pantaloni corti, perché qui abbiamo la prima incisione del 1947, quando lui aveva 16 anni, purtroppo abbinata all'incisione del 1996, quando fu colpito dal male, l'ultima incisione che ha realizzato. Un'altra serie bellissima di prime incisioni, quando Giovanni Babbisano, il maestro Giovanni Babbisano, lo aveva preso in simpatia, lo seguiva, lo spronava, lo incitava, perché in lui aveva visto un enorme talento, come in effetti poi si è dimostrato, e tant'è che poi nel 1956 ha partecipato alla Biennale di Venezia. Poi altri piccoli dipinti, quando lui usciva in bicicletta con le sue tavolette, questi quadratini di cartoncino, di faesite, e andava a fare questi paesaggi nella campagna veneta. Quindi veramente delle chicche, una mostra eccezionale, una mostra che merita di essere vista ed è stata già vista da molte persone, e questo ci fa molto piacere. Ringrazio veramente di cuore la Fondazione Feder Piazza, che ha accettato questo invito a realizzare questo evento, e anche perché questo è l'unico evento fisico che è stato fatto in occasione di Artinfiera Dolomiti 2021, che quest'anno, come avete visto, si è svolta nel web. E ringrazio quindi il presidente della fondazione, Nevio Soliveo Saracco, poi un altro ringraziamento veramente sentito al professor Gian Domenico Mazzoccato, che ci ha veramente regalato un bellissimo intervento sul maestro che avete potuto guardare attraverso i video. Lino Bianchin, che ci ha veramente anche lui portato dentro l'opera giovanile di Francesco Piazza. Lino Bianchin è uno dei profondi conoscitori, è stato un profondo conoscitore di Francesco Piazza. Quindi, che dire, è un evento eccezionale che, ripeto, è un onore avere qui, e che ci piace anche concludere con un'altra versione del maestro. Francesco Piazza, oltre ad essere stato un grande incisore, un grande pittore, era anche un poeta. Era un poeta e ha scritto diverse poesie, sono stati pubblicati oltre 3 libri, e per il pubblico che è venuto a visitare, per quelli che verranno a visitare, per gli amici della Fondazione, seguiranno almeno 2 video con queste poesie, che saranno recitate dalla splendida voce narrante di Maurizio Termite Fernandez. Quindi apprezzeremo il messaggio profondo che viene da Francesco Piazza anche attraverso la poesia. Che dire, grazie a tutti, vi ricordo che fino a venerdì 28 è ancora possibile visitare la mostra, e buon proseguimento, buona giornata.